Ma i rapporti con la Regione Veneto sono sempre stati corretti e devo dire che siamo riusciti a condividere alcune iniziative importanti. Ora c'è la grande battaglia dell'autonomia, l'autonomia del Veneto nei confronti dello Stato e quindi di conseguenza avrà delle ricadute positive anche per la provincia di Belluno. Dopodiché dobbiamo fare dei ragionamenti, secondo me, molto a breve sul tema del personale, sul tema delle risorse, anche su una sorta di autonomia legislativa della provincia di Belluno che noi cercheremo di rivendicare attraverso delle iniziative che possano veramente permetterci di acquisire sempre più un'autonomia legata alla legge 25. C'è spazio ora per riprendere in mano lo statuto regionale che all'articolo 25 prevede la specificità della provincia di Belluno. Ne è convinto l'inquilino di Palazzo Piloni che commenta così il risultato elettorale che ha premiato Luca Zaia, un plebiscito previsto, dice Padrin, e il risultato più che positivo per l'assessore uscente, il bellunese Giampaolo Bottacin. Sulla scarsa affluenza alle urne che ha consegnato a Belluno la maglia nera, Padrin commenta. Il periodo non ha certamente aiutato. Dopo devo dire che forse anche il referendum sul taglio dei parlamentari penso possa aver inciso. Sull'esito del referendum il presidente della provincia ritiene che questo influirà sulla rappresentanza della montagna a Roma. Ovviamente la diminuzione del numero dei parlamentari ovviamente avrà delle ripercussioni negative soprattutto sui territori piccoli, anche se mi auspico che ci sia una nuova legge elettorale che possa proteggere, diciamo così, le aree interne, quelle meno densamente popolate. Poi devo fare un ragionamento perché la provincia di Belluno è sicuramente tra quelle d'Italia dove la percentuale dei no è stata maggiore. Questo è già molto significativo in quella che era la preoccupazione dei cittadini bellunesi verso questa riforma.